secondo si strappa la patta, Robin! Raga, io non so perché ho questa capacità di truffare i miei avversari. Ben ritrovati amici dal vostro eroe degli scacchi Robin Hood che ruba le partite come nessuno ha mai fatto prima. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio di questa serie, perché non so se vi ricordate, ma all'ultimo episodio avevo giocato circa un'ora senza mai perdere. Ed era finita quella puntata in effetti senza perdere. E il format è gioco finché non perdo, però a un certo punto dopo un'ora di gioco non ce la facevo più. Quel fatto è che quella puntata era andata così particolarmente bene, ha alzato le aspettative, ha alzato l'asticella. E quindi ogni volta che stavo qui per registrare dicevo, ma faccio il video o lascio quella perla dell'ultima puntata? E alla fine dai, prima o poi bisogna perdere ragazzi, quindi andiamo a giocare. Vi avviso, sarà una puntata divertente perché sto aspettando il corriere Amazon, quindi sicuramente nel mezzo di una partita quando avrò poco tempo citofonerà. Andrò giù ad aprirlo vestito così e vi dirò anche quanti, quanti insulti mi sarò preso. Detto ciò, bevutina d'acqua, questa è sempre d'obbligo, sempre d'obbligo. E poi si può partire. Ah raga, vi ricordo che questo weekend, sabato e domenica, c'è il torneo a tempo lungo online di Matto Scacco, quindi se uno vuole provare a dare il meglio di se stesso, perché a tempo lungo uno dà il meglio di se stesso scacchisticamente parlando, questo è il caso. Lascio qui sotto il link in descrizione. Su soloscacchi.it trovate tutto il materiale dedicato agli scacchi, ma adesso basta chiacchiere, giochiamo 5 minuti secchi, vediamo come va. Siamo arrivati a 1976, speriamo di non prendere subito una mazzulata. Andiamo sempre con la nostra Aliekin. A me piace molto in queste cose qui fare difese che magari non conoscono la perfezione. Di 4 qui arriva. Ecco, questa non so se è good. Non lo so se è good. Forse ho azzardato a catturare subito, perché è diventata una sorta di francese. Forse ho azzardato, però credo che sia buono, no? Il fatto che lui abbia la regina al centro. Quindi va bene, tu ora sicuramente mi vuoi rompere le scatole qui così. A quel povero. Tra l'altro questo è il tuo alfiere buono, quindi se me lo dai sono stracontento. B5 ce l'ho e ti posso venire comunque qui. B5 ce l'ho. B5 ce l'ho e nessuno me la toglie. B5 ce l'ho. E anche se giochi questa e A4 io ho B4 che è difesa dall'alfiere. Intanto questa ce l'ho. E c'ho anche cavallo A5, cavallo C4, avambostone. Mamma mia ragazzi, mamma mia, donna B6, che bella donna B6. Ma quanto è bella donna B6. Ah, questa mi sta un po' sulle balle, quindi questa in effetti un pochettino mi sta sulle balle, mi costringerebbe a giocare così e lui dovrebbe indietreggiare col cavallo, quindi no buona per lui. Troppo bella questa, troppo bella. Troppo bella per giocare, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Questa, dai. Anche se arriva subito donna G4, alfiere qui, donna G4, arrocco, F5. Scacchino qui porta qualcosa? Lo dobbiamo fare, dai, facciamola. Incurante del pericolo, incurante del pericolo. Tanto tu non puoi arroccare, questo è poco ma sicuro. Non puoi arroccare perché c'è il mio alfierino che tiene tutto. Dovresti giocare per l'arrocco lungo, quindi adesso troverai il modo di togliere questo alfiere. Questa mossa perché? Ti giuro non la sto capendo. Ah, per fare la ritirata? Ma questa mossa è buona per me in realtà. Allora, intanto andiamo a super controllare questo punto. Voglio super controllare questo punto perché voglio che lui non possa entrare qui quando toglierò il cavallo. Quindi vado a super controllare di 4 con regina e alfiere, così posso poi prendermi l'avampostone di cavallo. Povero alfiere, questo alfiere è povero, ma alfiere B7 prima o poi secondo me. Eccolo che arriva all'arrocco lungo, eccolo che sta arrivando.
Sta arrivando l'arrocco lungo e... Oh, chi se ne frega, prima o poi deve arroccare. Alfiere è qui, mi aspetto, per non perdere... Per non farsi impedonare più che perdere l'alfiere, perché se alfiere possiamo dire che non vale una cippa. Questo cavallo al momento non vale una cippa, questo alfiere al momento non vale una cippa. Però sì, dopo cavallo C4, attenzione, ho meno tempo di lui, ma dopo cavallo C4 penso di far bene il mio lavoro. Questa la può giocare lui, però si indebolirebbe. Se il suo scopo è fare arrocco lungo, si indebolirebbe parecchio. A parte che perderebbe questo all'istante, forse. Forse, bisogna vedere cosa succede dopo questo. E a parte che io ho questa, anche. Che non è male, Non è affatto male. Mi impedirebbe sempre l'arrocco. Giusto? Bene, adesso che siamo arrivati fino... che cattivone. Vengo qua, regina qua. Devo venire qua. Non voglio mica ritirarmi. Che cattivone che sei. Sei veramente un cattivone a farmi perdere questo alfiere. Non me l'aspettavo. Però questo cavallo è diventato immortale. È vero che ora perdo l'alfiere, però ragazzi, questo cavallo è immortale. Dopo questa si libera finalmente. Si libera finalmente il mio alfiere. Quindi, eccolo qui. Bene, adesso c'è l'attacco qui sopra, deve giocare così. No, così questa non lo può fare che c'è il mio cavallo immortale. Deve giocare così. Oppure prima mi gioca questa, poi si mette l'alfiere lì dietro. Però se mette l'alfiere qui perde. Attenzione, attenzione, sento puzza di cavolate. Ma sai che sei... Sei veramente un rompiballe? Te lo posso dire. Cattura, mi catturi, devo andarmene via anche col cavallo. No, questo non lo posso permettere. E questo non lo posso permettere. Qui però blocco il cavallo. Ce ne andiamo qui addirittura? Andiamocene qui, dai. O qua. Non lo so, raga. Mi sta sfuggendo la situazione di mano. Cattura, cattura, alfiere qui. Tempo su donna. Intanto alfiere B7 quanto prima. Quanto prima, devo far comunicare le torri. Quindi quanto prima alfiere B7. A parte che su questa ho il tempo su donna anch'io. Ok, non l'ho capita, però non ho il tempo di vedere perché. O gli è sfuggito il mouse, e voleva catturare sto cavallo, perché questa mossa vi giuro che non l'ho capita e credo che non la capirò mai. Proviamo a vedere se queste cose... Oh, non sto capendo le mosse che fa, ragazzi. Quando non capisco le mosse che fanno, mi impaurisco. Ah, ok, vuole andare qui col cavallo. Vabbè, non penso sia particolarmente devastante come cosa. Attenzione a sto cavalluccio. Allora, qui sì, qui arriva il cambio piani. Cambio piano totale. Sto cavallo è una tragedia, eh. Sto cavallo è una tragedia. Boh, proviamo a fare così. Non ho piani, raga. Posso dirvi che non ho piani? Mi credete se ve lo dico? Mi credete se vi dico che non ho piani? Questa, questa. Sì, 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 forse... Allora, azzardiamo, dai, azzardiamo. Sono qui, la situazione non si sblocca. Azzardo questa, sfruttando l'inchiodatura. Azzardo questa. E qui catturo con il pedone G, perché ho bisogno di supportare la spinta ai 5. Questo pedone è tenuto, a parte che questo è inchiodato, però... situazione precaria, però devo complicare la situazione qui, altrimenti non me ne esco. Posso anche perderla questa posso anche perderla, sì. 52 secondi contro 1 minuto e 40. Il mio re, nonostante non ha più difensori, sembra abbastanza al sicuro. Perché questa mossa? Perché questa mossa? Perché il mio avversario ogni tanto fa mosse che non capisco? Perché?
Perché ogni tanto fa mosse che non capisco e mi fa paura tutto ciò. Attenzione, qui sto meglio. Qui adesso torre F8 subito per cambiarla con questa. Torre F8 senza pensarci su un attimo. Ah, ora su questa cambio qui e mi cade qui. Mi cade qui. No, questo è sempre inchiodato, però può giocare donna qua. Però può giocare donna qua, sì. Ok, ho mosso di fretta. Giochiamola così. Giochiamola così. Sto muovendo di fretta perché non c'è tempo. Torre per torre premove per guadagnare qualche secondino. Ah, c'è questa che... Questa è fortissima, questa è fortissima. Oh, non l'ha vista, non l'ha vista, non l'ha vista. Non l'ha vista. Non l'ha vista, non l'ha vista, non l'ha vista. Non l'ha vista. E che cacchio faccio? Sono in panne. Sono in panne. Sono in panne. Ah, era fortissima quella, era fortissima. Questa è persa per il tempo, purtroppo. Ahimè, questa è persa per il tempo. C'è sempre questa, eh. Non parlo perché non c'è tempo. Questa si vince sul tempo, raga. Robin, rubala tu. Questa si vince solo sul tempo. Questa si vince solo sul tempo. Questa si vince solo sul tempo. Questa la si vince solo sul tempo. 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 Ah! 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 Tempo, tempo, tempo. 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 Wow! La ruba Robin! Quando parte il cappuccio, raga, vuol dire tanta roba. Allora, secondo me era una buona partita. Se avessi avuto più tempo, forse l'avrei potuta gestire meglio. Però a un certo punto si è fatta troppo complessa. Entrambi avevamo poco tempo, quindi giustifico sia me ma anche il mio avversario. Quindi è stata una bella partita, ma l'importante è rubarle, raga, perché che cosa insegna questo format? A rubare le partite. Quando voi vedete che iniziate ad avere sull'orologio 20 secondi, attenzione, questo è fortissimo. E intanto noi ci avviciniamo ai 2000. Sistema colle, abbiamo bisogno di solidità e velocità in apertura. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, solo questo. Solo questo, signori, solo questo. Ah, non mi piace com'è andata, non mi piace com'è andata per niente non mi piace com'è andata. Non mi piace, non mi piace e non mi piace. Andiamo qua. Signori, quanta cattiveria, quanta cattiveria, quanta cattiveria in questa società. Questa c'è? Questa esiste? Secondo me non esiste. Secondo me e non esiste solo per fare i fighi. Oh, questa è buona. Questa è good. Questa è very good. Very very good. Very very good. For me very good. For me very good. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, donna per minaccia di matto. For me it's very very good. Sorella, fratello. F4, F5. Donna qui, perché donna qui? Per tenere l'alfiere, però non ci sono cose. Scusa, se io faccio questa, tu con cosa catturi? Con l'alfiere o col cavallo? Se catturi col cavallo apri l'alfiere. F4, F5, secondo me non è male, eh. Sai che vado di F4, F5, la sparo. Ho deciso. Ho deciso di essere un bullo ribelle. Vai, F4, F5. Ok, qui che cosa stai vedendo che io non ho visto? Cavallo qui. Ok, questo è ovvio. Ok, tu vuoi darmi matto qui, no? Ma se io ti gioco questa adesso, per esempio, devi giocare G6? Ma secondo me non è tanto buona questa che tu hai in mente di fare. F5? Se ti gioco F5 subito, scusa?
F5 subito. Forse è meglio F5 subito che donna H5. Qui posso andare di torre. Chi è che mi sta chiamando nei momenti meno opportuni, meno opportuni, meno opportuni? Torre. Mamma, quanto tempo che ci sto mettendo su ste mosse. Quanto tempo che ci sto mettendo su ste mosse. Troppi, 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 troppi. Troppi tempi su queste mosse, troppi tempi su queste mosse. Però c'è un buon attacco, c'è un buon attacco qui, c'è attacco qui. Già donna G4 secondo me. Già donna G4 secondo me. Donna G4 mette la torre qui. E questa subito. Donna G4. Allora, aspettiamo un attimino, aspettiamo un attimino. Ma aumentiamo un po' di pressione. Allora, qui c'è sempre la minaccia di matto che per ora è tenuta, no? Questa qui funziona? Perché io c'ho questa, no, lui c'ho sempre donna G6. Questa qui però funziona al momento. Però devo capire se è una figata per nulla o la prendo in quel posto, capito? Bisogna capire perché è molto... È molto... no, arriva anche Alfiere qui. No, non facciamo i fighi, non facciamo i fighi per nulla. Facciamo che non facciamo i fighi per nulla. Mamma, quanto tempo che sto buttando! Qui arriverà Alfiere. Io gioco G3 e mi prendo matto. Su Alfiere qui. Su Alfiere qui. Ma che cacchio faccio Alfiere? Devo venire qua? Che cosa... Io ho paura di questa gente qua però, C'ho paura di sta gente qua. Io vorrei semplicemente dare matto. Perché non posso semplicemente dare matto in queste situazioni? Questa mi arriva questa. E allora andate via. Mamma, questo è forte, questa me la fa perdere per il tempo. Facciamo così, senti. Senti, ti gioco questa, dai. Ho scelto, ho scelto. Non... Mi sta andando via in palla la situazione. Sto perdendo la situazione, ragazzi. Quindi va bene così. Ah, qui forse c'è questa cosa qui che non avevo visto. Non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista. No, 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 no. No, 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 no. Mo so cavoli. So cavoli. So cavolissimi. So cavolissimi. Questo finale qui, amico mio. This final countdown. This final countdown is a problem. Questo è un casino, un casino. È un, è un macello. Urco. Ma c'ha il pedone passato. C'ha il pedone passato. Buonanotte. Buonanotte ai suonatori. È andata, è andata, è andata. Va bene, va bene. È onesto, questa partita finirà così. Secondo me avevo 1000 modi per vincerla. Però non siamo stati capaci, raga. Non siamo stati capaci. Non siamo stati capaci. Vediamo se saprà come vincerla il mio avversario. Vediamo se lo sa. Vediamo se lo sa. Opposizione. Se mi metto così, opposizione. Ah, me la prende lui adesso. Opposizione. Opposition. 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 Questa è patta. Vai che è patta. Questa è patta, raga. Questa è patta. Opposition. È patta, è patta. Shh, shh, shh.
Zitti, zitti, che patta questa, la perdo per il tempo. La perdo per il tempo. Wow, con un secondo si strappa la patta, Robin! Raga, io non so perché, non so perché ho questa capacità di truffare i miei avversari in una maniera incredibile. Questo penso che sia, posso dire che questa sia la rubata più rubata forse di tutte le storie. Devo bere perché queste cose mi disidratano. Mamma mia. Mai perdere le speranze. Mai perdere le speranze. Ragazzi, studiate i finali di pedone. Avete visto? Avete visto come siamo riusciti con la tecnica del finale? Studiate i finali di pedone, ragazzi. Cioè, finali di pedone sulla Matto Scacco Academy, cioè il corso Pedone Killer con tutti i finali di pedone. Studiateveli perché vedete come una partita che magari era vintissima è diventata patta. Grande, grande. Nuova partita a 5 minuti. Sono carichissimo. Dammi il bianco di nuovo. Il nero. Contro questo mio avversario che ha un'attacca di connessione. Quindi questa è rubata. Secondo me è rubata a prescindere. Perché si disconnetterà e questa le vinceremo. Vero? No, non parte neanche proprio. Ottimo, ottimo, ottimo. Dai che sono carico, sono carico. Io dopo che le rubo mi attivo, mi parte la dopamina, l'adrenalina, tutto ciò che è ina, la melanina, tutto, 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 succede qualcosa di incredibile. Sono il bianco. Sistema colle, sistema colle, sistema colle, sistema colle, sistema colle, sistema colle. Adesso arriva Alfiere qui, lo sapevo io, lo sapevo. Ma lo sapevo così bene che... Urco se lo sapevo, urco se lo sapevo, se lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo io, C6 e arriva C6, vuoi farti arrivare C6? E che C6 arrivi, e che C6 arrivi, e che torre C1 anche arrivi il prima possibile. On the face, on the face. Dai, devi arroccare. Adesso cosa giochi? Cosa giocherai mai? Cosa giocherai mai per toglierti da questa mossa che ti sta per arrivare? Che in realtà non minaccio nulla perché questa non è minacciata. Questa è una minaccia che non ha alcun senso desistere. Quindi va bene. Va bene, giochiamo questa per ora. Giochiamo questa per ora. Ripeto, questa non ha senso. Sì, ho voluto fare un po' il figo con questa mossa, in realtà non serve, posso dire che non serve a una cippa. Va bene, ragazzi, io devo attaccare sulla di donna e i miei pedoni lo dicono, cioè non dimentichiamoci mai quello che dicono i nostri pedoni. Quindi adesso, anzi, adesso te lo gioco subito a 4. Te lo gioco subito a 4, te lo gioco subito prima ancora di arroccare. Così ti gioco a 5. Se tu sposti questo pedone perdi gratis il cavallo e ti ringrazio. E a 5 il cavallo se ne deve ritornare a casa. A 5 il cavallo se ne deve ritornare a casa. E ti arriva a 5, ti arriva. Non c'è nulla che tu possa fare per evitare a 5. Cavallo qui, ti ringrazio per il pedone. È vero che perdo il mio migliore alfiere, ma un pedone, come dice grande maestro Andrea Stella, un pedone, un pedone. Bene, bene, siamo felici di come sta andando. Mi suppongo arrocco a 5, cavallo di 7 e arriva, ragazzi, arriva cavallo B5. Arriva cavallo B5, giusto? Cavallo B5. Tu te ne vai via con questo alfiere. E niente, sono finiti i giochetti. In realtà non c'è nulla, raga. Non c'è nulla, non c'è nulla. È tutto fake. È tutto fake. È tutto fake, ragazzi. È tutto fake. Eh, questa bisogna giocare, ma c'è sto dannatissimo cavallo del Kaiser. Come si fa? Come si fa a fargli venire voglia di farmi prendere questa regina? Che è a raggi X da 950 anni. B6. Se gioca B6 questa c'è. Se gioca... oh raga, io devo giocare questa. Fatemi trovare un modo per giocare questo. Devo giocare, cioè è l'unica cosa che posso fare. Cavallo qui. Alfiere qui.
Non è bella, non è bella questa, però. Ok, tutta la vita, fratello, tutta la vita. Questa, no, questa, questa direi che non è buona, però devo capire se questo va qui, che mi piace. Questo sì, questo lo mettiamo qui, dai. Forse qui sarebbe meglio perché attacca. Ah, sì, 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 qui funziona. Sai perché funziona? Te lo dico subito. A parte che mi arriva questa ora. A parte che mi arriva questa, quindi non funziona niente, niente. Ah, aspetta, aspetta. Su questa, su questa io faccio alfiere per, pedone per, F3. F3. F3 devo giocare. No, F3 non posso giocarla, dai. F3 non posso giocare. Però mi arriva questa. Se non gioco F3 mi arriva questa. Se non gioco F3 mi arriva quella. Giochiamola. Raga, F3 è la mossa più brutta che abbia mai visto. Al costo anche di fare Rf2 un giorno. G3, Rf2. Andrà a finire così, Rf2 lo giocherò per sostenere 3. A parte che 3 è sostenuto a raggi X anche dalla donna. Però il mio obiettivo è giocare alfiere in D3, perché l'alfiere qui non mi piace. L'alfiere qui non mi piace e non fa nulla. Alfiere va in D3. La torre, oh, torre in E1. Pian piano le cose prendono. Adesso qui ci sarà un attacco qui sopra e giocherò G3. Quindi questo era chiaro. Fammi vedere se c'è questa subito. Questa. Alfiere per. Io me ne vado via con il re e tu hai perso un pezzo. Perché c'è la regina che deve andare qui. Hai la regina che deve andare lì. No, non funziona, non funziona, non funziona, non funziona, maledizione. Però alla prossima c'è questa. Devi giocare a 6. Ah, aspetta, aspetta, che scusa, che stupido. C'è questa e non ho scoperte micidiali. Cioè, ho questa qui che gli prendo l'alfiere. Non ho scoperte micidiali. Questo pedone in realtà è gratis, perché su questa lui cattura con la donna. Vabbè, dai, c'ho questa che gli prendo l'alfiere. Ammetto che questa doppia minaccia non l'avevo vista. Wow. Wow. Bella questa. Bella questa e c'ho la donna in faccia. C'ho la donna in faccia, sono costretto a venire qui. E qui andiamo alla ripetizione, perché. Qui andiamo a ripetere, perché cioè, non vedo come lui in poche mosse possa portare un altro attaccante qui. Non lo vedo, sinceramente. Io posso giocare invece in poche mosse questa. E portare un difensore. Arriva questa, arrivo qui, perdo il pedone qua. Non male come sacrificio. Devo capire come difendermi senza svalvolare. Devo capire come difendermi. Questa va alla patta. È la patta. Patta. Peccato, peccato perché secondo me avevo buonissime possibilità, no? Cosa dice la barra? La barra qui era un pari, era un circa pari. Secondo me prima qualche possibilità in più ce l'avevo. Ma è sempre stata pari? Qui qualche. Dopo questa. Vantaggio del nero? Vantaggio del nero? Pensa a te. E qui non so come avrebbe portato altri pezzi in attacco, eh. Così li avrebbe dovuti portare probabilmente. Senza probabilmente, così. Così, sì, è l'unico perché la torre non riesce a uscire. Va bene, meglio così, meglio così. Ragazzi, è la puntata delle patte questa. Noi ci stanno ostacolando Road to 2000. Giochiamo cavallo F6 premove, anche se ci fa D4. Perché se D4 utilizziamo il Budapest. Budapest. Mamma mia, signori. Mamma mia, signori. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Ma quante possibilità che ci sono, signori. Questa con cosa attacchi tu? Vabbè. Facciamo così, dai, facciamo così, facciamo così. Facciamo così, dai. Facciamo così, facciamo così. Facciamo così? Che ne pensi di questa? Questa in realtà fa solo paura, ma non fa niente. Questa fa solo paura, ma non fa niente. Sembra che aumenta la pressione qui, ma in realtà non fa un Kaiser. Però a volte li fa spaventare, che è quello che ci interessa a noi.
Sì, questa me la potevo risparmiare. Devo catturare qua subito. Che indebolimento, signori, che indebolimento. Adesso questa mi piace. Adesso questa mi piace tantissimo. Questa. E c'ho 3 attaccanti qui. Questa. 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 Questa mi piace tantissimo adesso. Questa cavallo, cavallo, alfiere. Proviamo. Proviamo a creargli qualche problema. Alfiere di 2. Pedone per. Pedone per. Cavallo per. Pedone. Ok, a Rocco Lungo cioè non mi... Alfiere? Cavallo, qui che andiamo a cambiare tutto, eh? Ho già capito come va a finire. Qui andremo a cambiare tutto, perché allora mi fa cavallo per, pedone per, ed è finito il mio attacco. E buonanotte ai suonatori. Buonanotte ai suonatori. Qui ci vado col cavalluccio, ci andrei, sinceramente. Ci andrei col cavalluccio, sinceramente. Questo bel cavallo. La regina... Ma non lo so, anzi andrei col cavalluccio, ci andrei. Allora, lui è molto sguarnito, sia per l'arrocco lungo che per quello corto, quindi questo è poco ma sicuro. Se vengo qua, che dici? Vengo qua, come la vedi? Vengo qua. Vengo qua per tenere questa diagonale. E vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Devo venire qui. Secondo me è una ritirata momentanea, cioè questo suo prendere spazio è tutto momentaneo, perché poi io con C5, alfiere a 6, insomma arriverà a cavallo qui sicuro, no? Intanto facciamo questa. Facciamo questa qui intanto. Così su cavallo qui ho la ritirata in A7 e controllo sempre C7. A parte che potevo andare anche qua. Ho fatto una mossa inutile, potevo arroccare, ho fatto una mossa completamente inutile a 5. E prematura. Sbagliato, potevo andare qua, potevo andare qua. Potevo andare qui con attacco su torre, devi giocare C3. E ora su cattura, mi cattura di torre. Hai visto perché è inutile sta mossa. Arrocco, F5. Arrocchiamo, dai, facciamo quelli seri. Su cattura qui ovviamente vado con la donna perché c'ho la scoperta della torre. E lui può finalmente arroccare. Però devo mettere in comunicazione le torri, ragazzi, se no non ci siamo. Non ci siamo per niente. Alfiere qui. Alfiere qui, dai. Ok, cavallo per attaccarmi questo punto debole. Facciamo alfiere qui, dai. Tanto questo mio alfiere non faceva nulla, quindi va benissimo cambiarlo con quello. Questo mio alfiere non faceva assolutamente nulla. E adesso gioco. Posso giocare torre per. Posso giocare torre per raddoppiare poi le torri sulla colonna A. Secondo me non è malissimo. Non è malvagissimo come piano. Torre per, secondo me non è malvagio. Così mantengo la donna qui che non lo faccio arroccare. Poi lui giocherà così, io giocherò così, cambieremo le torri, ma mi trovo già pronto per andare a raddoppiare le torri sulla colonna A. A questo cambio secondo me va fatto. Allora, se gioco così, gioco così, gioco così. Che cosa fa lui? Ah, cambiamo prima questo, ti va? Cambiamo prima questo alfiere. Poi ti gioco così. E voglio vedere tu. Se catturi con la torre ti rimangono questi due pedoni deboli. Quindi devi catturare col pedone A e ti rimane questo debole. Quindi ora posso iniziare ad attaccarti questo pedone debole. Posso entrare in settima. E ho poco tempo. Quindi posso iniziare ad attaccarti questo. Direi di sì. Questa non la... Questa qui cattura... Cattura. Ci pensiamo dopo. Dai, facciamo che ci pensiamo dopo. Vai, ci pensiamo dopo. Ci pensiamo dopo. Questa va fatta, eh. Questa si può fare anche se il pedone è passato. Attacchiamo questo pedone debole. Forse in settima era meglio. Forse in settima era meglio.
Vabbè, raddoppiamo sulla colonna A. A me schifo non fa prendere la colonna A, sinceramente. Questo cavallo tutto sommato bene. Spingo. Cattura, vado di donna. Spingo. Se spinge, spingo e fisso la debolezza e poi ho quel pedone passato lì. A parte che non puoi spingere, scusami. Ora non puoi spingere perché perdi il cavallo. Quindi ora è giusta come mossa. Ora è giusta come mossa. E arriva già l'attacco sul pedone C3. Torre C8. E direi che quel pedone potrebbe essere mio a breve. A brevissimo. Giusto, no? Tipo così. Che ne pensi? Triplo attacco qui, devi andare in difesa col cavallo. E io arriverò in attacco anche col mio. Anzi, o forse questa. No, questa non lo so, però facciamo che... tu non puoi mai roccare per la mia mitica regina, adesso arriva cavallo qui. 4 contro 3, 4 attaccanti contro 3. Direi che è buona. Direi che è buona. Ok, tu vuoi spingere qui per crearmi danni? Ah, hai messo un altro difensore in realtà. E mo? E mo come c'è? Qui ci deve essere della tattica che ovviamente non sto vedendo. Non sto vedendo e non vedrò mai, credo. Porca vacca, non c'è tempo. Non c'è tempo, raga, non c'è tempo. Non c'è tempo. Faccio mosse a caso perché non ho tempi e non ho modo per vedere tattica nei piani. Questa la perdo per il tempo se non mi do una mossa. Devo entrare in modalità turbo. Vabbè, dai, già capito. Facciamo questa. Adesso lui cercherà di venire qui a dare matto. Devo rientrare giù con la donna. Così. Non c'ho tempo, non c'ho tempo. Mi piacerebbe fare il figo, ma non c'ho tempo. Non lo so, sto muovendo a caso, eh. Sto muovendo completamente a caso. Queste sono mosse a caso. Ah, questa la perdo per il tempo, peccato. Peccato perché... Perché, non lo so, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa. Ma sto muovendo a caso, raga, eh. Sto muovendo completamente a caso, ve lo dico proprio seduta stante che sto muovendo a caso. Questa è tosta. Non ho tempo, non ho tempo. Ma è finita, non ho tempo. Ma... Ah, no, questa non è rubata perché lui aveva 1 minuto e 12, quindi lui ha giostrato molto bene il tempo, meglio di me. Mi incacchio che ovviamente avevo tutto. Avevo tutto. Vediamo qui. Adesso a mente lucida. Cioè, guarda qui che vantaggio. C'è una pressione incredibile. Ma non avevo tempo con 1 minuto sull'orologio di pensare a robe. Ho pensato al piano più semplice di portare il cavallo in attacco. Ah, che non è il piano giusto. Guarda come scende la barra. Qual è il piano giusto qua? C'è un colpo tattico? C'è qualcosa? Cioè, che cacchio si gioca qua? Questa non funziona, dai, questa non funziona perché cosa mi gioca? Mi gioca cavallo per. Torre per. Scusa, se io gioco questa, neanche questa, guarda come è scesa una barra. Qual è la mossa giusta? Scusa, cavallo qui, abbiamo detto che è sbagliata, va bene. Che cacchio faccio? Torre qua? Sbagliata anche questa. Oh, non riesco a trovare la mossa giusta. Così? Guarda come c'è. È un'altalena, ragazzi, aiutatemi a trovare qui la mossa giusta. Boh, devo andare in analisi per capire qual è lì la mossa giusta. Non la vedo, non la vedo neanche a... Non la vedo neanche a morire. Non la vedo neanche a morire. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, arriviamo in questo momento di egemonia. Qui la mossa giusta sarebbe stata torre a 2. Torre in settima, sempre così, sempre così. Torre a 2. Lui avrebbe giocato, che ne so, re F1. Donna in A7 per fare cosa? Donna B6.
Non riesco a capire dei piani chiari. Cavallo C5, non so, toglie la donna. Donna in A6. Bah, grandi piani chiari non mi sembra di vederli. Forse quello che ho giocato io era più, più normale. Questo mi ha fatto perdere un po' di vantaggio. Qui ho iniziato a giocare a caso per il tempo, 34 secondi. Ho iniziato a giocare un po' veramente a caso, un po' difensivo, un po' a caso. Qui, vabbè, qui poi 6 secondi e non avevo visto neanche questa, no? Ma anche se l'avessi vista con 6 secondi contro 1 minuto e 15 è ovviamente persa. Ragazzi, a malincuore, questa puntata finisce qui. Finisce male, un po' amareggiato, sai quando hai comunque una buona posizione ma non trovi la sferzata finale, sei sotto di tempo. Amareggiato, amareggiato, ma ci rifaremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!